Scaltenigo, grave incidente stradale verso le 8:30. Un automobilista non è riuscita a frenare e ha colpito in pieno un anziano che è finito nel fossato adiacente alla carreggiata. Sarebbe stata proprio la donna alla guida a soccorrerlo prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118, i cui sanitari, viste le condizioni del pedone, avrebbero deciso per un trasferimento d'urgenza all'ospedale di Mestre. L'anziano avrebbe infatti riportato un preoccupante trauma cranico. Per tutta la durata dei soccorsi si sarebbe comunque mantenuto cosciente, ma i medici aspettano gli accertamenti successivi per scongiurare ogni pericolo. Venezia. Un 41enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato una turista olandese. Era in campo Santa Margherita quando si è accorta che le avevano rubato la borsa col portafogli, documenti, denaro e l'iPhone. Avvalendosi del cellulare di uno degli amici, ha dunque chiamato il 112, verificando poi la posizione del suo telefono attraverso l'app di ricerca. Rilevato che si trovava poco distante, gli olandesi si sono diretti nel punto indicato dall'app, chiamando ancora una volta e sentendo lo squillo dal punto in cui si trovava il magrebino. I turisti si sono quindi avvicinati chiedendo la restituzione dell'iPhone all'uomo, che li ha minacciati con un coltello. Poi l'arrivo dei carabinieri. Oriago. Una gara di solidarietà per Suor Clara, rimasta senza bicicletta rubatale dopo la razzia nell'asilo parrocchiale delle scorse settimane. Suor Clara si sposta solamente in bicicletta perché non ha l'auto. Domenica sera l'ha lasciata sotto il portico della chiesa in un'area apposita, ma al mattino seguente non l'ha più ritrovata. Il parroco della chiesa di San Pietro ha lanciato un appello ai fedeli, invitando chi possiede una bicicletta in più a donarla alla suora, che così tanto si è spesa negli ultimi decenni per parrocchiani e bambini.